e inizia quindi il match. Conduce palla la Folgore Castelvetrano, che ha battuto per prima in questo calcio d'inizio. Birardi proverà un cross, sì, lo fa. Attenzione, palla per Gonzales, che però cerca Torres, non riesce. Attenzione qua, colpo di testa, poi Russo, poi il tiro, attenzione, è la rete! È la rete! Birardi, se non sbaglio, qua non riesco più a vedere nulla. Il numero 3, sì, Birardi segna l'1-0 della Parmoval dopo 7 minuti. Attenzione qua, poi il tiro, il giocatore della Folgore, palla che però va in calcio d'angolo. Testa, poi cross, attenzione Torres, palla parata da Castiglione su un bel tiro di Torres, numero 9, poi palla per il numero 7 della Folgore, Piccia Liub ad allontanare José Liub, attenzione Torres, il numero 11 Russo, poi Vetrano, oggi con la maglia da titolare, Russo, fallo laterale guadagnato dalla formazione della biancazzurra. Palla per Gonzales, prova il tiro! Matteo Gonzales! 2-0 della Parmoval. Il numero 21 sigla il 2-0 al 26esimo. Importante. Totorrappa per Gonzales. Attenzione qui, Gonzales colpisce la palla ma in contrasto col portiere, ma va direttamente fuori. Attenzione qua, Torres che scivola, anzi no, Tamayo che scivola, il numero 7 prova in attacco, numero 11 su 3 giocatori della Parmoval. Attenzione il tiro e palla su Tarantino che attenzione al colpo di testa, poi palla tiro in porta ma sopra la traversa di Gonzales, perfetto su Torres, laterale. Torres, attenzione al cross, alla ricerca, poi attenzione c'è Vetrano, attenzione solo e segna Vetrano che ritrova il gol. Ribaudo, attenzione Zerbo, Gaetano Zerbo per il 4-0 della Parmoval. Attenzione qui, attenzione Gonzales, il tiro è il 5-0 che mette il punto a questa partita di Gonzales. 92esimo, 10 secondi alla fine. Finisce qui, triplice fischio, 5-0 della Parmoval con la doppietta di Birardi, gol di Zerbo, Vetrano e poi soprattutto Birardi come il primo gol. Finisce quindi 5-0 della Parmoval ai danni della Folgore Castelvetrano.